Si va in partenza per la quinta corsa del pomeriggio, premio Mediterraneo. 1 Flame AD, 2 Fantasy Black, 3 Farfuglia Gnafà, 5 Fiordalisa Blu, 6 Fender Bay, 7 Francadaghi, 8 Feymonville ST, 9 Fenice Matto, 10 Frisson, 11 Frozen Alan. Autostart che ha raccolto i concorrenti, inizia a prendere velocità. Parte piano Fender Bay. Partiti. È veloce Farfuglia Gnafà che prende l'iniziativa con al suo esterno Fiordalisa Blu, poi in corda Flame AD, quindi Fantasy Black. Parte bene dalla seconda fila anche Frisson, con Farfuglia Gnafà che risponde picche al tentativo di Fiordalisa Blu. Viene in terza ruota allora Fantasy Black che punta in avanti dopo 200 metri passati in 14,8. C'è l'attacco da parte di Fantasy Black che passa a condurre nei confronti di Farfuglia Gnafà, che ne voleva mandare una sola e quella era Fantasy Black. Rimane così di fuori Fiordalisa Blu, poi in corda Flame AD che precede Francadaghi. Seconda pariglia per Frisson che è avanti a Fender Bay. 600 metri iniziali da parte della battistrada passati in 46, si viene sotto alle tribune con la figlia di Sebastian Kay sempre in vantaggio, seguita da Farfuglia Gnafà, di fuori Fiordalisa Blu, in corda Flame AD, seconda pariglia per Frisson che chiude in corda Francadaghi, poi Fender Bay, Feymonville ST, Fenice Matto e Frozen Alan. 31,1 il secondo quarto di gara, Fantasy Black continua in evidenza nei confronti di Farfuglia Gnafà, richiesta al largo Fiordalisa Blu, attende in pariglia Frisson al chilometro, passato in 1,16,8 con la leader che deve ora riallungare perché arriva in terza ruota Frisson che dà il parziale e aggira Fiordalisa Blu e si porta sulla testa. 15,1 di frazione sulla retta di là con Frisson che arriva a lato di Fantasy Black, la sopravanza, in corda Farfuglia Gnafà, poi cerca di avvicinarsi anche Flame AD all'ingresso della dirittura d'arrivo. Frisson è in vantaggio Fiordalisa nei Blu, confronti di Fantasy Black, poi gli altri. Frisson nel finale riesce a staccare e venire a vincere nettamente. Al secondo posto Flame AD, per il terzo probabilmente Feymonville ST, finisce in spinta. 1,16 ragguaglio cronometrico per il successo di Frisson. Maurizio Cheli per Ivan Petronelli che è anche proprietario della figlia di Remo Gas che continua nella sua suite di vittorie. 1,16 questa volta al ragguaglio, tutto facile per Frisson, Maurizio Cheli per Ivan Petronelli.